Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è martedì 21 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.55 e tramonta alle 20.47. La luna si leva alle 12.15 e cala alle 23.58. Oggi la chiesa celebra San Lorenzo da Brindisi. Il nome Lorenzo deriva da una nobile derivazione latina, Laurentius, e significa letteralmente nativo di Laurentiu, un'antica città del Lazio nota per i suoi boschi di alloro, il Laurus, simbolo di gloria e sapienza. Oggi, 21 luglio, celebriamo la giornata mondiale del cane. Istituita nel 2004 dall'esperta americana Colin Page, questa ricorrenza nasce per rendere omaggio ai nostri fedeli compagni a quattro zampe e soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'abbandono estivo e promuovere l'adozione consapevole degli animali nei canili. Festeggia oggi 78 anni Beppe Grillo. Scoperto da Pippo Baudo nel 1977, ha dominato la scena televisiva e teatrale italiana con la sua comicità graffiante prima di trasformarsi nel fondatore del Movimento 5 Stelle. Un percorso unico passato dai monologhi di Fantastico alla guida di una delle forze politiche più rilevanti negli ultimi anni. Buon 78esimo compleanno anche a Cat Stevens, Yusuf Islam, il cantautore inglese che ha commosso il mondo con brani come Wild World and Father and Son. Egli adottò il suo pseudonimo per via dei suoi occhi da gatto. Dal 1977 la sua vita ha preso una direzione spirituale profonda con la conversione all'Islam, continuando però ad essere un'icona musicale senza tempo. Ed infine auguri per i 73 anni di Daniela Goggi. Sorella minore di Loretta, Daniela è stata un volto rassicurante e versatile della TV italiana. Attrice di spessore in sceneggiati storici e trascinante showgirl negli anni d'oro del varietà, spesso in coppia con l'amata sorella. Il 21 luglio del 1979 avvenne l'assassinio di Boris Giuliano. In un bar di Palermo, mentre paga il caffè, il commissario Boris viene ucciso alle spalle dal sicario Leoluca Bargarella. Il capo della squadra mobile Giuliano fu un investigatore illuminato e moderno. Fu tra i primi a intuire le rotte del traffico internazionale di eroina, pagando con la vita la sua instancabile dedizione alla giustizia. Edifici fragili per resistere ai terremoti. Ingegneri di Valencia hanno proposto una teoria rivoluzionaria: rendere gli edifici intenzionalmente meno robusti in alcuni punti per aumentarne la sicurezza globale. Il concetto è simile all'autotomia della lucertola: sacrificare una parte, come la coda, per salvare l'intero organismo. Creando punti deboli controllati si previene quindi il crollo a catena dell'intera struttura durante una scossa violenta. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Vediamo insieme cosa riserva il cielo per questo martedì di luglio. Ariete, siete un treno in corsa, ma oggi attenti a non travolgere chi vi sta intorno. Usate la vostra grande energia per costruire, non per polemizzare. Toro, le stelle vi regalano una splendida lucidità mentale. È il giorno ideale per risolvere un problema pratico che vi trascinavate da giorni. Gemelli, siete distratti da 1000 pensieri. Fate un bel respiro, focalizzatevi su un solo obiettivo alla volta e rimandate le decisioni importanti a domani. Cancro, un pizzico di nostalgia potrebbe bussare alla vostra porta. Non fatevi scoraggiare. Il presente ha in serbo per voi bellissime sorprese. Leone, siete determinati e carismatici. Sul lavoro nessuno riuscirà a dirvi di no, mentre in amore è il momento di osare e farsi avanti. Vergine, giornata all'insegna del pieno recupero. Finalmente le tensioni degli ultimi giorni si allentano, lasciando spazio a pensieri molto più positivi. Bilancia, sarete ottimi mediatori. Se in famiglia o tra gli amici c'è qualche malumore, la vostra diplomazia riporterà la pace in un lampo. Scorpione, siete molto ambiziosi e oggi potreste ricevere una bella conferma. Continuate a seminare, i frutti del vostro impegno sono vicini. Sagittario, il cielo vi invita ad allargare i vostri orizzonti. Accettate un invito inaspettato o dedicate del tempo a un nuovo, stimolante hobby. Capricorno, sarete chiamati a gestire una questione finanziaria o burocratica.
Niente paura, la vostra precisione millimetrica vi eviterà ogni errore. Acquario, l'amore richiede attenzione. Se avete trascurato il partner per il troppo lavoro, oggi è il momento perfetto per rimediare con una sorpresa. Pesci, siete super produttivi e pieni di inventiva. Sfruttate questa giornata per riorganizzare i vostri spazi e alleggerire la routine quotidiana. Che sia per tutti un martedì radioso. A domani con le previsioni delle stelle. Il 21 luglio del 1983 avvenne il record del grande gelo. Se oggi cercate refrigerio dal caldo siciliano, sappiate che nella base scientifica russa Vostok, in Antartide, in questo giorno di 43 anni fa si registrò la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra, meno 89,2 gradi. Un freddo estremo capace di congelare istantaneamente qualsiasi cosa. Forse, dopo tutto, il nostro Sole non è poi così male. In inglese, per dire in linea di massima o seguendo una regola empirica, si usa l'espressione by rule of thumb, per regola del pollice. Si usa quando accettiamo un'idea basata sull'esperienza pratica piuttosto che su una misura scientifica precisa, sapendo che potrebbero esserci piccoli cambiamenti lungo il percorso. Ernest Hemingway, molto più di un Nobel, egli fu un avventuriero ossessionato dalla prova del fuoco. Soldato in 3 guerre, cacciatore e pescatore, alimentò il suo mito di uomo d'azione fino all'estremo, ma dietro la facciata del macho invincibile si nascondeva un'anima fragilissima, provata da incidenti aerei, alcolismo e gravi depressioni che lo portarono a subire trattamenti pesanti in clinica. Un gigante della letteratura che ha vissuto ogni pagina della sua vita come fosse l'ultima. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Per i contadini l'ora legale è un problema perché non riescono a mettere avanti il gallo. Come quel gallo che non ha bisogno di orologi per ricordarci che la vita ricomincia ogni giorno, io vi aspetto domani sempre qui per una nuova puntata del nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.